Credo che sia fondamentale il sostegno umano, il sostegno psicologico, il sostegno in qualche modo anche, perdonate un termine che non è bellissimo, ma educativo, nel senso di sapere che un'istituzione può esserti vicina non solo da un punto di vista diciamo di norma, non solo da un punto di vista di presidi, non solo da un punto di vista in qualche modo economico-finanziario, ma che ci occupiamo di dare percorsi di sostegno alle persone. In cui oggi abbiamo ascoltato il libro di Barbara Fournasier, Un viaggio senza mappa, e in qualche modo quello che a me è piaciuto soprattutto è l'immagine della mamma che sorride e che allunga la mano alle persone che gli stanno simpatiche, e questo vuol dire in qualche modo aver creato un ambiente domiciliare, parliamo anche di domiciliarità, sereno. Nonostante la malattia si può, non sempre purtroppo, perché poi bisogna non dare speranze ma non false speranze, ma creando anche contesti di sostegno positivo si può anche provare a creare dei percorsi di serenità nonostante il dolore e le difficoltà siano molte, ripeto, senza illusione, ma cercando comunque come istituzione di andare verso queste direzioni. Ho pensato che fosse bene raccontare il percorso che abbiamo fatto io e la mia mamma e la mia famiglia con la demenza che ci sta accompagnando da quasi 9 anni. L'ho scritto perché penso che troppo spesso si parli di demenza con parole tristi, con lacrime, con lamentele, e ho pensato che sarebbe stato bello che giungesse alle famiglie, alle persone che affrontano questa malattia qui, anche un messaggio di speranza, perché è possibile vivere con la demenza, magari facendo un sorriso ogni tanto, e quindi è importante che arrivi questo messaggio.